Mirabilia, l'evento riguardante il futuro sostenibile in ottica turistica, organizzato dalla Camera di Commercio di Padova e da Venice Promex, approda al centro congressi in fiera per rispondere alle esigenze delle imprese turistiche, delle strutture ricettive e degli enti ed istituzioni del turismo e delle imprese culturali, con un occhio di riguardo per la rigenerazione urbana. Noi vogliamo con questo modello dare delle nuove linee guida di cui occuparci innanzitutto per la rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è fondamentale perché ormai il territorio non può più essere sfruttato, ormai è difficile pensare di utilizzare ancora porzioni di territorio per fini che non siano quelli ambientali e che siano quelli del recupero energetico. Tutte tematiche che hanno ancor più significato in una città come Padova, che ha fatto registrare un notevole incremento di turisti negli ultimi anni, grazie alle tante iniziative organizzate e che è una delle poche città italiane a correre veloce verso l'abbattimento totale delle emissioni. Pensiamo che Padova è tra le 100 città europee, sono 9 in Italia, che hanno l'obiettivo di arrivare all'abbattimento delle emissioni di CO2 nel 2030, invece che nel 2050 come per il resto d'Europa. Quindi vuol dire che in tutti i settori dobbiamo mettere in campo delle azioni incisive che ci permettano di avere dei modelli sostenibili senza emissioni climalteranti. Anche la crescita del turismo quindi sarà condizionata da un approccio sostenibile in termini di trasporti, in termini di presenza di verde urbano, in termini di tutte quelle azioni anche di esperienza del turista che faranno in modo che la crescita porterà prosperità, serenità alla città, ma con un impatto carbonico sempre tendente allo zero. Una giornata che vedrà confluire i risultati dei vari tavoli di lavoro in un documento sul futuro sostenibile chiamato la Carta di Padova, una sintesi delle future strategie della governance istituzionale veneta e nazionale con quella delle imprese per una visione condivisa per la crescita dei territori.